Ma come fai a capire se la prima conferenza stampa di Antonio Conte è andata bene? Ragazzi, la situazione a Napoli è questa. È questa, voglio. Questa è la situazione che abbiamo a Napoli in questo momento. Signori, signori, io già lo amo. Io già amo Antonio Conte, voglio. Io già lo amo. E credetemi, un'ora di conferenza stampa. Io penso che sia stata la miglior conferenza stampa in assoluto dell'era Aurelio De Laurentiis e cercheremo di racchiuderla in 10 minuti con gli appunti e con tutto, ma voglio parlare prima un attimo di calciomercato perché ha parlato di calciomercato. Conte, e l'ha ribadito, Kvara e Di Lorenzo resteranno a Napoli. Quando sento dire c'è malumore? Prego, vieni qui accanto a me in panchina, te lo faccio passare io il malumore, ci mettiamo noi d'accordo, non vi preoccupate. La frase simbolo, secondo me, di Conte in questa conferenza stampa di presentazione è la seguente: Napoli non deve essere un porto, non dobbiamo far stare i giocatori 2 anni. Dobbiamo far sì che Napoli diventi un grandissimo club e che i giocatori desiderano venire a Napoli. Signori, che conferenza stampa, che allenatore, possiamo dirlo tranquillamente. Questo era l'allenatore che mancava nella passata stagione quando noi chiedevamo un vero sostituto di Luciano Spalletti. Qui si vede la differenza fra un allenatore e un qua che è stato 2 anni in Arabia Saudita. Questa è tutta la differenza, Aiù. Comunque, andiamo veloci. È la prima volta che mi presento in questa maniera, nonostante diversi anni di carriera. C'è un filo di emozione. Ringrazio Napoli. Solitamente prima di ricevere do qualcosa. Qui è successo il contrario. Ed è però qualcosa che dovrò restituire. Poi inizia De Laurentiis e dice: ricominciamo da capo, resettiamo tutto e ripartiamo da quest'anno. Una cosa, voglio, De Laurentiis ha parlato pochissimo, in effetti eravamo tutti preoccupati perché mo sempre ripiglio il microfono, sgancia la bomba, quando ha parlato di Lorenz, guarda chi sgancia la bomba, mo e cala, invece è stato zitto, ha fatto parlare Antonio Conte. Bravo Aurelio, questo lo dobbiamo dire. Andiamo avanti. Io posso promettere una cosa, la serietà. Voglio trasmettere la cultura e il livello lavorativo. L'obiettivo, oltre a quello di primeggiare, è scrivere la storia e quello di rendere orgogliosi i propri tifosi. Napoli è una piazza che era e rimarrà passionale per il calcio e per la squadra. Dovremo alimentare questo fuoco. Per noi questa passione deve essere una responsabilità per raggiungere i nostri obiettivi. Ho scelto Napoli per il progetto. Questo deve essere chiaro. Il presidente è stato molto schietto sulle nostre possibilità. Dovremmo cercare nel più breve tempo possibile di far tornare Napoli un'alternativa alle solite note. Le solite note sono Inter, Milan, Juventus, ragazzi, per farvi capire. Il Napoli ha fatto 14 anni di fila in Europa, in cui è stato vinto anche uno scudetto. Lo scorso anno è stato negativo sotto tutti i punti di vista. Ci vorrà tempo e pazienza per ricostruire e dovremo prendere questa responsabilità per riportare il Napoli in alto. Il Napoli mi ha dato entusiasmo, ho sentito qualcosa in pancia, non vediamo l'ora di iniziare. Dall'estero mi arrivano qualche proposta interessante, ma c'era già un discorso avviato con il presidente Aurelio De Laurentiis, con la promessa di rivederci e poi decidere a bocce ferme. Abbiamo trovato una giusta quadra, siamo entrambi ambiziosi e non vediamo l'ora di ripartire. Sono un uomo nel sud, nato a Lecce, conservo le mie radici e so cosa rappresenta qui il calcio. Ora alleno la squadra che rappresenta il sud, è una grandissima soddisfazione. Il presidente ha parlato di basi di ricostruzione per ricreare delle fondamenta importanti ed essere competitivi. Chi ha tempo non aspetti tempo. Forse per me partirei già domani per battagliare sotto i punti di vista. Bisogna però poi essere realisti. 2 anni fa si vinse lo scudetto. Poi il presente di oggi dice che il Napoli è arrivato 10° a distanza siderale a meno 40 dall'Inter. Questi dati non vanno dimenticati. È bello quando mette il dito nella piaga, Waiu. È bello, mi è piaciuto perché dice Waiu, l'anno scorso avete fatto una stronzata, quest'anno si riparte ed è giustissimo, ragazzi.
Non possiamo competere con le squadre note per il monte ingaggi, e questo già lo sappiamo anche noi, però possiamo competere creando basi solide con il lavoro e la cultura della base del lavoro. Quando dissi Amma Fatica è la verità, in assoluto, e in questo non ci deve battere nessuno. Se qualcuno può investire di più possiamo farci poco, ma sulla fatica e sulla voglia di vincere, di ammazzare sportivamente chi c'è davanti dobbiamo primeggiare. Se facciamo questi possiamo colmare il gap in tempi brevi. Di certo non sono paziente e fare il comprimario. Madonna mia! Siamo pronti alla battaglia. Siamo pronti alla battaglia con Antonio Conte. Vai, siamo pronti. Prendete i forconi, pigliate tutte cose. Vai. Ti senti proprio vibrare dentro quando senti queste parole. Cioè, ragazzi, è una bellissima sensazione. Lo posso dire, è una bellissima sensazione. Continua. Di Lorenzo, perché parla di Laurentiis sul fatto di Di Lorenzo, perché se parla di Di Lorenzo perché è stata fatta una domanda sul calciomercato e Di Laurentiis dice: ringrazio la giornalista che è sempre bravissima a non fare nomi, però li faccio io i nomi. Di Lorenzo è un uomo straordinario, è un ottimo calciatore, capisco che si sia sentito abbandonato come tutti nelle ultime partite. Gli ho spiegato che non fosse possibile una cosa simile. I giocatori sono ragazzi giovani, talvolta sono carichi e talvolta sono scarichi. Speriamo che dopo il fortunoso pari di lunedì sera possa aver ristabilito serenità nell'ambiente. Per Kvara noi abbiamo un contratto, ci siederemo a tavolo per rinnovarlo e quindi non vedo problemi. Si può dire qualsiasi cosa, poi c'è chi può fare contro le CEM offerte ai giocatori senza contattare il club, e qui ragazzi ce l'ha con il Paris Saint-Germain. Di Lorenzo, dice Conte, Di Lorenzo oltre ad essere un calciatore top lo considero una persona per bene e molto importante nello spogliatoio. Lo stesso dicasi per Kvara. L'anno scorso la frustrazione ha portato a situazioni poco limpide, ma anche loro sanno che ci sono difficoltà da superare tutti insieme, con stima e fiducia reciproca. Io non ho tanta pazienza sul fare il comprimario. Giocatori che vogliono andare via? Stiamo gestendo col club queste situazioni nel miglior modo possibile. Ho voluto una sola rassicurazione dal presidente, che era quello che avrei deciso io chi sarebbe rimasto. Ho parlato con tutti i ragazzi, ascoltando anche loro problematiche. Se vogliamo ricostruire non possiamo dare via i giocatori migliori. A Napoli c'è chiarezza di idee, nessuna confusione, sappiamo cosa fare e lo faremo. Che sia chiaro a tutti, e qui è partito il grande applauso. Sapevo benissimo delle situazioni di tutti, il Napoli ha degli accordi e le situazioni è totalmente diverso da quello dei suoi compagni. Io non posso entrare nei discorsi che lo riguardano, perché gli accordi sono precedenti al mio arrivo. L'ossatura della squadra è composta da portieri centrali, difensori e centrocampisti ed attaccanti. Alex è il nostro portiere, gode di massima stima. Un portiere con grandi potenzialità, ma siamo arrivati anche a Caprile, che stavo già seguendo grazie al suo percorso importante. Abbiamo la fortuna di avere due portieri fortissimi. Quando vi dissi ieri Meret sarà il titolare, sarà sempre il titolare anche con Conte, è perché Meret è un buonissimo portiere, fatevelo entrare in testa. Allora, qui parla della città, dice bellissima, di qua e di là, sfida più complicata della mia carriera, non so, ma è una sfida che arriva al momento giusto. A chi mi ha chiesto se avessi paura di venire qui, rispondo che è solo un piacere, perché a me non ha mai regalato nulla a nessuno. Il Signore ci ha dato talento, ma senza ossessione di migliorarsi non è nulla. Voglio godermi questa passione cercando di ricambiare e sono convinto di poterlo fare. Mamma mia, Lukaku, perché si è parlato pure di Lukaku. Stiamo parlando come Osimhen, di un calciatore eccellente. C'è sempre da sperare di averli dalla propria parte. E ribadisco che ha parlato di Osimhen, però già l'ha detto, Osimhen andrà via, ci sono degli accordi presi prima del suo arrivo, quindi Osimhen via, con i soldi di Osimhen faremo il mercato, il calciomercato. Il passato ormai è passato, ma credo che dobbiamo portarcelo un po' dentro. Solo il dolore può farci fare quel qualcosa in più di cui abbiamo bisogno. Le caratteristiche dei miei calciatori sono importanti, l'allenatore bravo è quello che sa esaltare i calciatori. Non anteporrò mai le mie idee alle caratteristiche dei calciatori. Saremo molto duttili, ma non vedo l'ora di vederli, perché
È un conto vederli in TV, è un conto averli sotto gli occhi. E questo è verissimo, voglio. Scordiamoci il passato, sì, ma nei momenti difficili dobbiamo ricordarci dal dolore subito. Difesa 3 dipende dalle caratteristiche dei giocatori. L'allenatore bravo mette in campo i ragazzi in condizioni proprie delle proprie caratteristiche. Tatticamente saremo molto duttili, ma ho idee basate su calciatori che ho visto in TV. Quando li avrò sotto mano capiremo. E qui parte il discorso su Kvara, e qui è partito l'applauso. Sento delle perplessità su Kvaratskhelia. Non vorrei sentire questo ritornello. Kvara rimane a Napoli. Ragazzi, chiudiamo tutto. Chiudi, Barak, Buratin. Vi ha buttato una lavatrice addosso, aiù. Mamma mia, aiù. Continua a parlare di Kvara e dice: Kvara ha un carattere importante, non è un capriccio mio. Se stare in banda e anche venire al centro a fare con le assist, nell'uno contro uno è bravo in qualsiasi zona del campo. E qui naturalmente poi la risposta ad Ibra. Rispetto tutti, io mi considero un manager, voglio avere voce in capitolo. Magari da qualche altra parte dà fastidio, proprio la frecciatina perché vuole comandare. Allora, continuiamo con... perché poi... Ragazzi, ve l'ho detto, cosa prometto da Aurelio De Laurentiis? Ho fatto una conferenza stampa di promesse al presidente, sono le stesse che ho fatto oggi. Prometto di dirgli sempre ciò che penso. E qui, clamoroso. Il mio percorso di 3 o più anni, mi auguro il Napoli venga visto come una meta, non come una squadra di passaggio, altrimenti facciamo sempre i soliti discorsi. Il calciatore viene a Napoli, deve lottare per qualsiasi cosa importante. Il discorso è che un calciatore non è contento, non posso accettarlo. E qui, ragazzi, qui poi va a finire la conferenza stampa di Antonio Conte, però poi prende in mano il microfono De Laurentiis, perché Chiariello voleva fare un po' il pezzo di merda, diciamoci la verità. Quando ho parlato di tutti cedibili, rispondevo a chi mi rinfacciava la cessione passate come quelle di Koulibaly. Lui resterà con noi fino ai suoi 36 anni, poi è ovvio che il suo agente voglia portarlo via, è il gioco degli agenti e non lo sradicheremo mai. Sia io e Conte abbiamo dimostrato di saper fare cose complicate in posti complicati. La mia massima: sono tutti cedibili, è valida in astratto perché è un normale aspetto delle contrattualità. Di Lorenzo ha gli attributi e ha un contratto fino al 2028 con opzione per il 2029. È normale che Giuffredi faccia il suo gioco. Questa l'avevamo già letta. Vabbè, l'obiettivo è di fare cose difficili in terre difficili. Io sono indipendente e voglio far diventare gli altri 20 anni, voglio vivere altri 20 anni e farvi divertire se rimarrò in vita. Termina qui la conferenza stampa di Conte e Aurelio De Laurentiis. Ve l'ho detto, è durata un'ora, forse qualcosa di più di un'ora. E ve l'ho detto, io tanta roba, e se venite sul canale Telegram ritrovate la conferenza stampa, ma la trovate naturalmente sul canale della SSC Napoli. Io, ragazzi, sono eccitato, non vedo l'ora che inizi il campionato. Fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Conferenza stampa racchiusa in un'ora, racchiusa in 13 minuti /14. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, sempre e comunque forza Napoli. Possiamo dirlo ad alta voce, abbiamo finalmente un allenatore con le palle.